Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Nugoro, a Dier de Vesta de Progress. Questo è il dibattito di apertura di questo pomeriggio sera, che ci condurrà fino poi allo spettacolo musicale che faremo in Piazza Sata qua vicino, e che sarà denso di contenuti, di proposte, di visioni. E ci sembrava molto bello iniziare con qualcosa di molto concreto e contemporaneamente di molto anche futuribile, al di là di molti stereotipi che purtroppo caratterizzano l'idea che abbiamo di noi stessi spesso. E allora il filo conduttore di questo pomeriggio sarà la possibilità intesa anche in senso di emancipazione, di libertà, di un campo di probabilità a nostra disposizione, in senso materiale, in senso immateriale, in senso culturale, economico, eccetera. Questo primo dibattito in particolare verte su un concetto che accomuna un po' le varie esperienze che presenteremo con i nostri relatori, che è l'idea di rete, quindi l'idea di relazioni. Noi sappiamo che in quanto animali sociali viviamo dentro un campo di rapporti, di relazioni, appunto a volte ce lo dimentichiamo, ma è un principio sostanzialmente evolutivo che ci caratterizza come specie animale, e quindi dobbiamo anche tenerne conto in tutto quello che facciamo, che siano questioni economiche, che siano questioni politiche, che siano questioni sociali, culturali, eccetera. Oggi qui con noi abbiamo degli esempi molto concreti e molto pertinenti di vari aspetti di questo concetto di reticolarità, di collegamento, di connessione, che riguardano diversi ambiti. Abbiamo Niccolò Micheli, sociologo, che si occupa moltissimo di questioni come lo sviluppo locale, il concetto stesso di reticolarità anche in termini produttivi e in termini sociali, culturali, connesso sempre con la questione dell'appartenenza al territorio, diciamo così. Poi abbiamo Efisio Rosso, che lui rappresenta una forma molto concreta di questo aspetto, perché si occupa fondamentalmente di produzione agricola in qualche misura, soprattutto in particolare di grano, che se ci pensate è la base dell'alimentazione mediterranea. Ci sembra, lo diamo anche per scontato noi, però tutto sommato in Sardegna questo settore, che nel corso dei millenni per quanto ci riguarda era uno dei settori di base della nostra stessa sopravvivenza collettiva, nell'epoca contemporanea ha subito vari colpi da tanti punti di vista, e solo di recente si sta provando a riappropriarcene in termini appunto di produzione, anche mettendo in rete varie realtà che fino a poco tempo fa andavano ognuna per conto suo, spesso ignorandosi a vicenda. E invece anche in questo campo l'idea della rete può essere produttiva e può essere facilitatrice anche in senso materiale e produttivo. Poi abbiamo Pierfranco Fadda, che invece da parte sua, lui è un libraio di Nuoro, gioca in casa, e rappresenta invece un'altra idea di rete, sul versante, diciamo così, culturale, in senso lato, perché in questo caso, oltre a rappresentare la sua professione di libraio, rappresenta anche la rete di Liberos, che è un'esperienza relativamente recente, tutto sommato, anche se ormai ha preso piede in modo piuttosto consistente, che è un esempio di connessione di vari elementi fino a poco tempo fa separati uno dall'altro, che però appartengono a un'unica filiera sostanzialmente, dal lettore fino all'autore del libro, passando per l'agente letterario, la casa editrice, il libraio, il bibliotecario, eccetera. Questa esperienza di Liberos ha avuto dei riscontri molto consistenti, ha anche vinto un grosso premio economico, perché si è aggiudicato il primo premio come progetto socialmente sostenibile, proprio per le sue connotazioni proprio di apertura, di possibilità in termini sociali, e anche per la sua replicabilità, perché una delle sue caratteristiche principali è questa. Di Liberos ne avrete già sentito parlare, ne sentirete parlare, perché comunque sta lavorando molto sul territorio sardo. E poi, dulcis in fundo, diciamo così, abbiamo
Paolo Piras, che invece ci porterà la sua esperienza, che un po' riguarda anche noi di Progress, su un altro versante, sul versante sostanzialmente della riappropriazione da parte della popolazione delle proprie risorse e della progettualità sulle proprie risorse, sul proprio territorio. Paolo è di Arborea, ha seguito molto da vicino tutta la faccenda del progetto Eleonora della Saras, ha animato il comitato locale No al progetto Eleonora, e quindi ci porterà una testimonianza in prima persona di tutto lo sviluppo di questa vicenda, che è molto significativa sia nei suoi sviluppi concreti sia anche nei suoi aspetti simbolici in qualche modo. È un'esperienza molto importante che può essere anche un traino per altre comunità sarde sottoposte in questo periodo a tentativi di speculazione o comunque tentativi di appropriazione delle nostre risorse. Quindi io direi di non perdere tempo in ulteriori spiegazioni, di dare direttamente la parola ai nostri relatori e cominciamo da Niccolò Migheli. Saluto. Eccolo qua. Saluto a tutti e vostro grazie per l'invito, insomma, ma adesso continuo in italiano. Bene, intanto partire dal titolo. Il titolo è un po' provocatorio, questo dei sardi reticolari, anche perché noi siamo cresciuti dentro una serie di definizioni dei sardi dove si dice l'esatto contrario, cioè i sardi non sono capaci di fare reti, i sardi non hanno capacità imprenditoriale, riescono a farlo esclusivamente quando vanno fuori dalla Sardegna. Quando vanno fuori dalla Sardegna hanno grandi successi, i giornali locali ne scrivono, ci scrivono anche libri. E non si guarda mai ai sardi di dentro, a quelli dell'isola, per capire invece che anche qui ci sono le condizioni. Però questa cosa fa? È sostanzialmente quello che chiamano i sociologi una profezia che si autoavvera. Cioè noi costruiamo stigmi e a questi stigmi poi ci abituiamo, lo viviamo come elementi che ci danno valore. In questo bisogna dire che purtroppo, io lo dico anche con dolore questo, perché molti di quelli che poi fanno queste cose sono anche miei amici, devo dire che l'università non ci aiuta. Cioè le università sarde, che ne so, producono studi che non fanno altro che rialimentare le solite cose, cioè magari prendono i dati Istat, li rimescolano secondo i loro progetti di ricerca e alla fine dice noi siamo così. Io voglio dire, da cittadino sardo mi chiedo anche, io quei dati già li conosco, so che siamo così, ma le tue letture che aiuto sono per me? Ve ne dico semplicemente una. Gli indici di deprivazione. Allora, gli indici di deprivazione servono per calcolare l'analisi dell'esclusione sociale. Tu ti guardi queste cose qui e ti disperi, cioè nel senso che non sono l'elemento per partire, per dire siamo così e quindi tentiamo di andare oltre, cosa dobbiamo fare? No, finiscono per essere veramente la profezia che si autoavvera, siamo così e non ci possiamo fare nulla. E allora, che ne so, io prendo e gli dico guarda che ne so, alle cose che ha raccolto Michela Murgia, guarda i casi di Efisio Rosso, guarda i casi di Sardex, di Liberos, ma quelli non contano. Come sarebbe a dire quelli non contano? Ma perché sono degli elementi di minoranza, non vogliono dire nulla, invece noi abbiamo situazioni di questo genere. E questo è il primo elemento. Secondo elemento. In Sardegna esiste il familismo amorale. Cioè voi, insomma, questa parola l'avete sentita più volte, se l'ha inventata un sociologo americano che si chiamava Banfield e che fece una ricerca in Lucania nel 1953, mi pare. E quindi scoprì che lì esisteva il familismo amorale. La categoria fu importata in Sardegna, ci fu un sociologo che si chiamava Luca Pinna e che scrisse anche un libro. Quindi noi siamo
dei familisti amorali. Però allora mi chiedo, ma Bossi e la Lega, che nascono nelle zone più sviluppate d'Italia, sviluppate tra parentesi, quelli sono familisti amorali. Come? Ma non c'entra, quella è un'eccezione, perché invece lì, eccetera, eccetera. E allora se continuiamo così, dove andiamo a parare? Andiamo a parare più o meno alle cose che io sentivo quando ero studente di sociologia. Un nome della sociologia, un sardo che si chiamava Gavino Musio, un sassarese che insegnava sociologia a Firenze, il quale diceva che per la Sardegna non c'era niente da fare, bisognava smetterla di fare i pastori e fare tutti gli operai dell'industria, e così avremmo cambiato la nostra mentalità. Oggi, voglio dire, dall'alto, seduti come siamo su queste rovine arrugginite, possiamo anche dire che la buonanima di Gavino Musio aveva preso un grande granchio. E quindi che dire? Che dire che forse siamo dentro categorie che ormai non ci raccontano più. La prima fra tutto, il concetto di sviluppo e sottosviluppo raccontato con i numeri. E io questo lo dico per i miei cari amici economisti, lo dico perché loro continuano invece a soffermarsi molto su queste cose. Vabbè, che l'economia è stata definita la scienza triste, però è anche vero che oggi non ti danno un attimo di speranza, si limitano a raccontarti lo sconforto. Grazie, mi basta il mio, gli dico. E allora qual è l'altro elemento? Siamo individualisti. Vabbè, insomma, l'Europa, almeno dalla rivoluzione protestante, cioè da Lutero in poi, è individualista. Dov'è la novità? Ma noi forse lo siamo un po' di più. Ma vabbè, vediamo allora. Intanto siamo appassionati di canto a tenore, a concordo, abbiamo cori, qui a Nuoro è la patria dei cori composti da non so quanti elementi, tutta roba che si fa individualmente, evidentemente. Poi che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta il ballotondo comunitario, dove se tu esci, no, per fare le figure e un attimo poi devi subito rientrare perché non puoi, anche lì evidentemente siamo individualisti. Abbiamo paura del controllo sociale, cioè nel senso che abbiamo paura di ciò che ci dice la gente, pensiamo che la reputazione sia un bene prezioso, teniamo al parere dell'altro, quindi è un individualismo mite. Evidentemente è un individualismo mite. E allora tu gli dici, ma guarda un po', scusami, se tu ti prendi gli indici di capitale sociale, cioè capitale sociale sarebbe sostanzialmente quel patrimonio immateriale che hanno le persone e i gruppi per potersi relazionare tra loro, e più alto è questo, maggiore è il senso civico e tutta una serie, e maggiori sono anche le opportunità personali. Tu gli dici queste cose e gli dici, guarda che nell'indice di capitale sociale noi siamo messi come le regioni del centro Italia. Ma quello è un indice che non conta. Perché non conta? Perché è viziato, perché ci sono il terzo settore è assistito. Va bene. In Emilia-Romagna invece i vecchietti li curano con i finanziamenti privati, non lo so. Non sono assistiti anche il terzo settore in Emilia-Romagna. Vabbè però. E allora io vi prendo solamente un dato, sono gli unici numeri che cito. Riguardano i ragazzi di 14 anni che hanno fatto attività volontaria non retribuita, quindi gratuita, e lo hanno fatto, e il dato è qui, che riguarda non solo i 14enni ma più o meno tutto l'universo. In Sardegna il dato è 11,6, in Abruzzo 12,8, in Umbria è 10,4, in Liguria è 11,4, in Italia è il 12,5. Non cito né chi sta in alto classifica né chi sta in basso, e non lo faccio perché sennò qualcuno potrebbe dirmi ma quelli... No, guardiamo questo dato. Noi da una decina d'anni siamo o sopra o sotto. Questo è il dato del 2011, c'era già la crisi, quindi evidentemente qualcosa avrà agito. Quindi cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che non siamo poi così individualisti. A questi signori tu gli dici, ma va bene, ma guardati intorno, quante associazioni sportive, culturali, solidali ci sono, no? Che non prendono una lira di finanziamenti pubblici, solo che non li vedi, non le vedi, oppure contraddicono la tua tesi, oppure nei dati Istat sono una robina così, mentre tutto il resto è bello grande. Quindi impariamo anche
cioè a vedere la nostra realtà indipendentemente dai paraocchi che ci pongono. E l'altro punto è, nelle varie obiezioni che avrete sentito, insomma, l'altro grande problema è che i sardi non sono imprenditori e non riescono a fare gli imprenditori perché sono invidiosi. Giorni fa una bravissima giornalista sull'Unione Sarda ha ripetuto questa favola. E io allora, cercando su internet, ho trovato un articolo bello, eccetera, eccetera, di cui però vi leggo solo l'incipit, perché troppo lungo non sarebbe. Alcuni sociologi dicono che l'invidia sia una caratteristica degli spagnoli e che li identifica come il toro della Osborne, la paella o il cioccolato con churros. Questo è sul País, nel blog Solo el Divan. Già li sento io, questi miei signori, se io gli faccio leggere una così. Vedi, è un'eredità degli spagnoli, perché gli spagnoli ci hanno portato tutto il male, mentre i Savoia ci hanno portato le riforme. Questo dicono subito. Gli altri invece sarebbero anche più possibilisti, però se allungassero il dato, cioè voglio dire l'occhio, se uscissero dai loro grafici a torta, scoprirebbero che c'è un libro meraviglioso di un antropologo e filosofo francese, René Girard, che si chiama Shakespeare e il teatro dell'invidia. Ma anche gli inglesi sono invidiosi, anche i norvegesi, dico io, e i tedeschi che si sono inventati una parola, sono gli unici che io sappia ad averla, che dice Schadenfreude, provare piacere per le disgrazie altrui. E allora come la mettiamo? E quelli sono imprenditori che non finiscono più. Come la mettiamo? La mettiamo che evidentemente siamo tutti invidiosi nella media, cioè tutto è un male comune, se no non si spiegherebbe perché è finito nei 7 vizi capitali. Cioè, Dio ce l'aveva solo con i sardi, evidentemente. Allora, l'altro punto, ecco un'altra bella storia dei Malunidos, ma qui c'è Omar che ha scritto a lungo su questa cosa. E allora dice, sì, perché i sardi sono disuniti? Devo dire che questa storia, insomma, io ormai, lo potete vedere, ho qualche anno. Quando ero ragazzo io non girava questa storia, ha cominciato a girare, mi pare, intorno alla metà degli anni '80. E poi è diventata, come dire, una sorta di mantra. Pocos locos y malunidos. Pocos locos e disunidos, dicono anche alcuni, perché naturalmente non tutti conoscono lo spagnolo. E allora io gli dico, ma senti un po', i sardi si sono organizzati in gremi, cioè associazioni degli artigiani, dei commercianti, di qualsiasi attività professionale, già nel Medioevo, quindi tanto disuniti non sono. La società di Sant'Anna di Cagliari, ancora esistente, 27 maggio 1785, 2 secoli abbondanti di storia. Cosa hanno nel loro statuto? Oltre che fare la festa alla Santa in pompa magna, soccorrere i bisognosi e aiutare i soci in difficoltà. Quindi tanto disunidos non siamo, ma sono eccezioni. Aspetta che te ne racconto un altro po'. Allora, un'altra. Società operaia di mutuo soccorso di Cagliari, poi si sono estesi un po' in tutta l'isola. Anno 1856, prima dell'Unità d'Italia. Obiettivi, indennità di malattia per i soci e acquisti comunitari, Zavrovvida, termine che a Pianzani ricorda qualcosa, cioè negozi dove si acquistavano i beni per i soci a prezzi concorrenziali rispetto al mercato, a prezzi agevolati. 1907, cooperativa pastori La Cesa, anzi di allevatori La Cesa di Bortigali. Non è che ce ne siano molto in giro in Italia di cooperative che nate nel 1907 e che sono ancora vive, forti e vitali. Alcune cooperative fondate dai sardisti nel 1921 sono ancora in vita. Quindi noi abbiamo anche una tradizione di organizzazioni strutturate, quindi non è vero che siamo malunidos. Però c'è una cosa che ci contraddistingue, dove noi siamo stati bravi da sempre a fare rete, che è la modalità a cambio.
cioè la modalità organizzativa della società contadina e pastorale, cioè io oggi faccio una giornata di lavoro per te, tu domani la fai per me, no? Quindi un'economia di relazione, se volete, è la banca del tempo, è l'invenzione della banca del tempo. Senza pensare poi allo scambio di beni. Quando uno uccideva il maiale, a paese mio lo chiamano Susenzu, cioè il segno dell'amicizia, cioè tutti si scambiavano e per cui per 2 mesi tutti mangiavano carne quando carne non se ne mangiava. Quindi elementi come dire, dirette che esistevano. E poi quella forse più indicativa, Saunidura, cioè qualcuno il gregge gli veniva o rubato, o moriva, vabbè, insomma, le varie possibilità erano tante. Tutti i pastori gli davano una pecora perché lui potesse ricostituire il gregge. A Santo Lussurgio, il mio paese, siccome non c'erano solo pastori ma anche allevatori di cavalli e bovini, nel 1905 si crearono una società anonima di mutua assicurazione che è vissuta per una trentina d'anni, poi sarà stata assorbita dalle assicurazioni più importanti, però è il segno della capacità di fare rete che noi non abbiamo, cioè ce l'avevamo e ce l'abbiamo ancora. Però forse adesso magari vi scandalizzo anche un po', però noi sociologi che ci occupiamo di problemi organizzativi non andiamo tanto per il sottile, quindi andiamo ad organizzare anche le forme che forse non sarebbe, cioè che per molti è un po' uno scandalo. E quindi come si organizza la devianza? Qual è l'organizzazione del banditismo in Sardegna? Quella almeno che ci hanno raccontato le sentenze, quindi certificate dalla magistratura. Bene, la prima cosa è un sociologo calabrese che ha insegnato a Sassari, non so se ci insegna ancora, Pino Arlacchi, il quale si era posto una domanda: ma come mai in Sardegna la Sardegna non ha prodotto una mafia autoctona come l'ha prodotto la Sicilia, l'ha prodotto tante altre realtà? E lui dice: il primo elemento è in quello che viene comunemente definito codice barbaricino, cioè una società armata, una società dove gli individui sono spinti dalla pressione sociale a farsi giustizia da sé. Allora, la mafia è un monopolio della violenza, cioè ti dice ci penso io, e da noi dicono no, non ci puoi pensare tu, ci devo pensare io. Allo stesso modo, noi per questo siamo anche una società che in certi momenti è fortemente antistatuale, perché non riconosciamo allo Stato anche questa capacità. Per fortuna adesso è sempre meno, per carità di Dio, perché erano cose terribili da gestire. Questo è il primo elemento. Che cosa porta? Porta poi sostanzialmente a un meccanismo di rifiuto dell'autorità, cioè nel senso che quando sono andati con la caduta del feudalesimo, i principales non sono riusciti a diventare una sola autorità, ma più autorità. E se hai più autorità le cose cambiano, perché entri in una costante ridiscussione. E secondo Pino Arlacchi, questo non solo ha impedito la formazione di una mafia autoctona, ma ha impedito anche l'importazione. Questo lui lo scriveva qualche anno fa rispetto a certi tentativi che erano avvenuti in Sulcis, ma anche qui per la presenza dei mafiosi. Naturalmente poi la Sardegna, lo sappiamo molto bene, è il luogo di investimento delle mafie, però non di controllo del territorio, perché evidentemente ancora forse non riusciamo a farci controllare in una maniera così stretta. Ma l'aspetto della rete invece è interessante, come dicono le sentenze della magistratura, perché le bande di sequestratori, le bande di banditi, ecco, diciamo così, si organizzavano per obiettivi. C'era da fare il colpo e rispetto al colpo prendevano le migliori professionalità presenti sul mercato, no? E questa cosa qui era geometria variabile, perché tu potevi stare in un colpo e non potevi stare in un altro. Ci sono delle cose divertentissime
della fine dell'Ottocento, dove c'è gente che si lamenta perché non era stato invitato alla Bardana. Ha chiamato l'amico mio, a me non mi ha chiamato, perché non mi ha chiamato? Cosa gli ho fatto? Cioè, quindi, come vedete, una struttura fortemente a rete, modernissima. Ora, questo cosa comporta però? Questo comporta che le leadership siano turnare situazionali. Ve ne do un esempio. I priori e gli obrieri delle feste, Un anno lo fa lui, l'altro anno lo fa l'altro anno lo fa l'altro, cioè a turno. E questa cosa comporta? Comporta che praticamente c'è una ridistribuzione di responsabilità e di autorità tra le persone. Poi però abbiamo anche altri casi, cioè abbiamo gente che ha 40 anni in politica, che si è costruita la sua bella clientela in un meccanismo di scambio e quelli gli sono fedeli, fin quando lui sarà capace di poter dare. Abbiamo anche quello, per carità di Dio. Però voglio dire, quella è la nostra base. Perché noi scegliamo molto la struttura a rete? Perché la struttura a rete ti dà l'impressione che non ti vincoli. Cioè, dal punto di vista psicologico, ti senti meno legato. Esempio ancora ad Esabonidura. Se tu per una volta non lo puoi fare, nessuno ti dice niente, lo sanno che non lo puoi fare, lo farai un'altra volta, ma nessuno ti manda la lettera di disdetta. E allora questo è lo stesso tipo di meccanismo che noi vediamo in molte delle nostre organizzazioni, cioè perché tu hai l'impressione di essere dentro un meccanismo labile che invece è un meccanismo molto forte. È veramente, da questo punto di vista, un fatto di tipo psicologico. Ora, la cosa più interessante è che queste reti tradizionali sono una concezione molto attuale, molto adatta ai nostri tempi. Cioè, se voi guardate, chi sta nelle reti come noi, siamo tutti punto terminale e nodo. No, poi adesso si dice anche l'indice di separazione, cioè quant'è che ci separa, che ne so, nei contatti telematici, no? Quant'è che ci separa da Barack Obama? Mi pare 3 o 4 gradini, perché c'è sempre qualcuno che è amico di Barack Obama, un po' più in là, ma lo è. Quindi, come vedete, è una situazione da questo punto di vista che per noi andrebbe al meglio. Ora, l'unico limite che ha questo è che può impedire la strutturazione. Perché ci sono invece situazioni in cui tu hai bisogno, hai bisogno di una leadership che duri per una serie di anni perché possa dare risultati, non te la puoi giocare sul poco. E chiudo con una cosa. Il probabile scopritore di Poco Locos in Malunidos è un accademico. Forse inconsciamente rivelava il suo vivere nell'università, luogo che per definizione è molto conflittuale e poco propenso alle collaborazioni. È il trionfo dell'individualismo, quindi molti di questi, quando raccontano queste cose, spesso raccontano se stessi e dicono che è il mondo. Grazie Niccolò Micheli. Questa è stata proprio un'introduzione molto puntuale. Adesso ci caleremo in qualcosa di concreto, un'applicazione, una serie di applicazioni di questa nostra propensione alla reticolarità. La parola a Efisio Rosso. Sì. Dunque mi presento Efisio Rosso, Cooperativa Madonna d'Itria, che è una cooperativa che fa grano da 20 anni nei territori della Marmilla. 5 anni fa mi sono trovato a occuparmi di cerealicoltura, in passato mi ero occupato di altro. E tante di quelle cose che diceva Niccolò sono stati ragionamenti che in questi 5 anni mi hanno accompagnato, perché l'atteggiamento quando proponevi qualcosa di nuovo era sempre ma non si può fare, ma in Sardegna siamo così, era un continuo no, cioè alla fine si arrivava al punto che non si potesse mai andare oltre. È stato un processo di 5 anni, la rete è arrivata dopo, quello che è partito all'inizio è stato un discorso di filiera.
dove aziende della produzione hanno iniziato a dialogare. Noi rappresentavamo il mondo agricolo, alcuni mulini hanno iniziato a manifestare di fare percorsi nuovi, piano piano sono arrivati i primi trasformatori e tutto questo si è poi tradotto in un discorso di rete, proprio sulle considerazioni che faceva alla fine Nicolò, perché le strutture gerarchiche in Sardegna, prendendo atto, non hanno in genere mai funzionato, i grandi consorzi, le grandi organizzazioni. La rete invece, soprattutto anche a livello giuridico, perché è uno strumento nuovo che è stato introdotto nella legislazione italiana, mette al centro il programma, cioè le cose che le persone si impegnano a fare assieme. Quindi da quel punto di vista io mi impegno a metterci il grano sardo, il mulino si impegna a macinare quel grano, il trasformatore si impegna a trasformare quel grano. Quindi è tutto un discorso di compartecipazione all'interno di questo processo. E la rete fu scelta come strumento giuridico proprio per questa sua particolarità, per non andare nei personalismi, ma per stare in una situazione, come dire, di trasparenza davanti a un programma che volevamo portare avanti. 5 anni fa, non mi dilungo tanto, poi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda siamo a disposizione. Diciamo che il tutto è partito quando, chiudendo il primo accordo di filiera, con l'azienda Molitoria siamo riusciti a stabilire un prezzo minimo garantito da dare al produttore prima di seminare. Questo è stato fondamentale perché ha permesso di rifarli ritornare imprenditori agricoli per certi versi, perché quello che io ho trovato quando iniziai a occuparmi di agricoltura, il produttore buttava del seme, a chi lo vendi? Ma quest'anno a Cellino, quest'anno al Consorzio Agrario, senza mai, come dire, un piano di lavoro che andasse oltre quel raccolto. Devo dire che da lì è partita la molla, perché l'agricoltore ha iniziato a farsi i suoi conti, sapere che hai un parametro, ormai l'abbiamo consolidato tutti gli anni, una base di 25 euro a quintale, al di là che il mercato, di come va il mercato, la gente si fa i suoi conti e valuta quanto investire nella campagna. All'inizio, 5 anni fa, eravamo più o meno 10-15 agricoltori che volevano condividere questo percorso. Nel tempo, a forza di parlarne, di iniziare a fare prodotti, accompagnandola come dire, in questo processo, che è un processo anche di responsabilità sociale tra aziende, cioè chi è lì è perché si considera faccio impresa, ma la faccio anche guardando ciò che c'ho intorno, cioè non mi va di fare impresa in condizioni di miseria e disperazione, lo sviluppo deve essere, come dire, di un territorio. La filiera proprio su questo aspetto batte sul principio che un bene di filiera non è solo cibo, ma è espressione di un territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni millenarie come il pane carasau. Ma è anche è frutto quindi di un territorio, e in questo concetto di territorio noi ci vogliamo includere le persone, che sono l'elemento cardine delle persone. Un territorio senza l'armonicità delle persone che ci lavorano non ha molto senso. Niente, la filiera deve ulteriormente svilupparsi, perché creare un sistema richiede tempo. Siamo riusciti, per fortuna ormai siamo in partenza come prodotti, penso che a settembre in molti punti vendita anche della grande distribuzione inizierete a trovare la pasta del coltivato e trasformato in Sardegna. Fino a 5 anni fa anche quello si diceva non si può fare pasta da grano sardo, non è assolutamente vero, si fa dell'ottima pasta, la facevamo ai tempi dei Romani buona e la continuiamo a fare tuttora. Dicevo, davo qualche numero, all'inizio erano 15 agricoltori più o meno, oggi con il discorso della rete sono 250, da 1000 ettari sono 2500, i mulini erano 1, oggi sono 5, i trasformatori all'inizio erano 1, oggi sono 4 e faremo una serie di azioni di allargamento per fare in modo che si consumi il nostro grano. Diciamo che di quello che come rete facciamo, che sono in media 90.000 quintali di cereali all'anno, riusciamo a oggi, perché abbiamo iniziato da poco, a trasformare in prodotti solo una minima parte. L'altra parte viene commercializzata e ne va anche fuori. Ecco,
sarebbe bello alimentare, che i prodotti tipici nostri si facessero con la materia prima locale, non solo trasformandoli qui. Ecco, questo è un po' il nostro percorso. Grazie anche a Efisio Rosso. Come vedete c'è un elemento importante dentro la questione delle reti che è anche la progettualità, la pianificazione. Un esempio di buona progettazione e pianificazione è anche quello di Liberos, di cui adesso ci parla Pierfranco Fadda. Buonasera a tutti. Io, come ha detto prima Omar, faccio il libraio. La realtà culturale sarda è una realtà particolare perché, pur avendo il più basso numero di laureati d'Europa probabilmente, siamo una regione dove, per esempio, invece di in controtendenza si legge tantissimo. Siamo ai livelli del Nuoro, in particolare ai livelli del Trentino, che è la regione nella quale tu mi insegni si legge di più d'Italia, e comunque mediamente tutta la Sardegna ai livelli del centro Italia. E in questo territorio, nell'ambito culturale, già esisteva un insieme di reti. Proprio seguendo il discorso di Nicolò, i librai sardi già dialogavano tra di loro, le biblioteche sarde sono da sempre strutturate per consorzi, almeno una trentina d'anni, quindi diversi consorzi di bibliotecari sparsi per tutta la Sardegna, che dialogano tra di loro. Gli stessi editori avevano un'associazione molto forte, con alti e bassi, con differenziazioni, con una diversa anche visione del fare editoria in Sardegna, però avevano questo loro dialogare. E, cosa strana, forse unica nell'ambito nazionale italiano in questo caso, mi permetto qui di parlare, però insomma, passatemela questa. In ambito nazionale, diciamo, ma forse anche europeo, ritorno a dire, c'è comunque tra gli autori, tra gli scrittori sardi, una sorta di rete, di relazioni, di dialogo. Di fronte alla crisi che ci siamo trovati ad affrontare in questi anni, di fronte alla chiusura di tante case editrici, di tante librerie, alle difficoltà di accedere al mercato di molti autori che si trovavano di fronte come alternativa soltanto all'editoria a pagamento, circa un anno fa un gruppo di come possiamo dire, di volontari, in quel momento eravamo probabilmente dei volontari, 7 per l'esattezza, uno per ogni categoria della filiera del libro sardo, quindi un autore, un editor, un agente letterario, 2 librerie, insomma un bibliotecario. Abbiamo messo su Liberos, che è un'associazione che ha come scopo fondamentale quello di mettere in relazione tra di loro le reti che già esistevano per fare attività culturale sul territorio della Sardegna. Siamo nati così, siamo nati un po' alla garibaldina, e l'idea era quella appunto di quantomeno mettere delle basi etiche a questo tipo di relazioni. Liberos non esisterebbe e non avrebbe senso se non avesse un codice etico ben preciso che vincola gli aderenti a rispettare tutti gli altri membri della filiera. E quindi qua il discorso del mors tua vita mea è passato immediatamente al vita tua, vita mea. Non posso andare avanti se non rispettando la tua professionalità, se non rispettando il tuo lavoro, e quindi in un ambito di reciproco aiuto saremo capaci di rendere economicamente sostenibili, economicamente valide le buone pratiche. Questo è lo scopo che ci siamo dati e questo è ciò che stiamo portando avanti. A un certo punto di questo cammino abbiamo incontrato questo bando, che era il bando Che Fare, proposto dalla Fondazione 2.0, dove un privato, che poi ormai si può dire è il proprietario italiano del marchio Moleskine, ha deciso di mettere 100.000 euro in palio in una botta sola, cioè non 100.000 euro da dividere in 25 iniziative tipico del pubblico, ma ha deciso di dare 100.000 euro al progetto culturale più innovativo e di maggior impatto sociale d'Italia.
500 partecipanti, una quarantina di finalisti. Siamo entrati nella finale ristretta a 6, a 7, grazie al voto sul web. Io dico dei sardi, ma di tanti anche nella penisola che hanno ritenuto questo progetto. Ci trovavamo a competere con per esempio il Teatro Valle Occupato, che aveva una visibilità sicuramente superiore alla nostra, con un progetto legato al Rione Sanità di Napoli, che da solo fa più abitanti di tutta la Sardegna, con il quartiere di San Salvario di Torino, che anche lì ha una tradizione. Ecco, questo impatto ci ha costretti a ripensarci. Cioè, tra le varie cose che occorreva fare per poter partecipare a quel bando, c'era uno strutturarsi dal punto di vista del business plan, della sostenibilità economica. Siamo stati aiutati. La rete di relazioni costruita nel tempo ci ha aiutato a fare questo progetto e ci ha aiutato a capire che potevamo dare anche qualcosa in più, che non bastava portare gli autori per i librai a un costo inferiore, non bastava aiutare le associazioni culturali a fare attività nei loro paesi a basso costo. Ci siamo accorti che noi potevamo anche diventare un riferimento per le amministrazioni della Sardegna, che aderendo a Liberos possono avere accesso a tutta una serie di servizi che vanno appunto dalla semplice presentazione al festival. Qualche settimana fa l'amministrazione di Terralba ci ha chiesto di organizzare un piccolo festival di un paio di giorni, che è stato un grande successo, e l'abbiamo fatto come? Grazie alle relazioni, agli autori che conoscono gli editori e quindi ci hanno fatto contattare gli uffici stampa, ai librai che hanno una grande esperienza nell'organizzazione logistica delle iniziative culturali e così via, alle biblioteche che conoscono il territorio. Tutto questo con lo scopo di fare attività culturale in periferia. Fare attività culturale a Cagliari, Sassari, Oristano è facile. C'è una tradizione, c'è una storia, ci sono le attività che l'hanno sempre fatta, sempre fare le biblioteche, le librerie che l'hanno sempre fatta. E guarda caso è il posto dove i comuni sono meno disponibili a investire direttamente in queste attività. Ci sono in Sardegna decine e centinaia di amministrazioni che vogliono investire in cultura e che non hanno l'esperienza, o il know-how si direbbe, adesso questa bella parola inglese, per poterlo fare. E noi glielo diamo questo know-how. La nostra idea è di fare un festival non di 3 giorni in un posto, ma di 365 giorni in tutta la Sardegna. Questo è il nostro obiettivo. E il festival che faremo tra settembre, ottobre e novembre, che si chiamerà Entula, sempre che arrivino i soldi, perché anche qui non siamo sempre... Però lo faremo lo stesso, anche senza soldi. Nasce con quest'idea. Ci saranno almeno 15 comuni distribuiti per tutta la Sardegna in 5 delle 8 province esistenti che ne faranno parte. Guarda caso, su una trentina di incontri probabilmente ce ne sarà uno per città grande, tutti gli altri sono a Samugheo, a Nulvi, a Terralba, a Fonni, cioè tutti in realtà che hanno necessità di avere attività culturali, anche perché lo spopolamento delle zone interne probabilmente si può sconfiggere anche creando occasioni di incontro, creando occasioni per cui uno dice ecco, si sta bene anche qui e possiamo vivere anche qui. Il premio che abbiamo vinto era di 100.000 euro, questi 100.000 euro ci consentiranno per un paio d'anni di pagare chi lavora per Liberos, che è una cosa molto importante, perché il lavoro va pagato, va bene operare in maniera amatoriale, però se lo fai e se lo fai professionalmente devi essere pagato, e ci consente di avere un paio d'anni di tempo per strutturarci. In fondo siamo poco più che una start-up, siamo nati in questi giorni 1 anno, però hanno parlato di noi Repubblica, il Corriere, nei giorni scorsi sulle 24 ore, ci hanno cercato dai presidi del Libro della Puglia per farsi spiegare come nasce Libero, ci ha chiamato la Regione Abruzzo, alla quale dei libri non interessa, ma gli interessa la scalabilità del processo e la replicabilità del progetto su altri esempi. Anche questo ci dà forza e ci fa capire che stiamo prendendo la strada giusta. Quindi la rete si può fare e in Sardegna esiste la possibilità di farla in tanti altri settori, non soltanto nell'ambito culturale.
Grazie anche a Pierfranco Fadda. Concludiamo con Paolo Piras, che invece ci illustrerà un altro esempio di messa in rete di elementi che potevano essere anche separati tra loro, perché spesso ci sono esempi di rete in campo produttivo, in campo culturale, eccetera, però ci sfugge a volte che anche le nostre stesse comunità vivono di relazioni, e se si ledono, se si logorano queste relazioni, anche la comunità ne soffre. E moltissimi mali di cui soffriamo, sto parlando anche di mali in termini molto pratici, materiali, spesso derivano dalla lacerazione di questo tessuto reticolare. Arborea rappresenta un esempio opposto. Lì la rete di relazioni si è rinsaldata intorno a una necessità in quel momento piuttosto urgente, che però poteva anche passare inosservata o che però poteva avere un altro esito, come spesso è successo in Sardegna. Lì no, lì è scattato un altro meccanismo, e di questo appunto adesso ci parlerà Paolo. Grazie Omar, grazie a tutti voi per essere qua. Buonasera, io sono Paolo Piras, appunto sono responsabile comunicazione di Progress e sono insieme a un'altra decina di ragazzi di Arborea tra i fondatori del comitato civico No al progetto Eleonora. Prima una piccola premessa che mi è venuta in mente adesso mentre discutevamo. Tutti stiamo parlando di reti create, però mi è venuto in mente che in realtà io vengo da una comunità che è già essa stessa una rete. Arborea è già una rete cooperativistica, una rete produttiva, cioè una realtà che da un secolo, quasi un secolo, è consapevole di se stessa, è una rete che sa bene quello che deve fare, sa bene conosce il proprio modello di sviluppo. E quindi ho pensato che una rete, quando è sviluppata, quando riesce a coinvolgere un determinato numero di persone, quando riesce ad avere una produttività, chiamiamola così, magari riesce a creare al proprio interno anche degli anticorpi per riprodursi, per allargarsi e per garantire la propria esistenza. È un po' quello che è successo con noi. Vi spiego brevemente cos'è il progetto Eleonora, per chi non lo sapesse. È un progetto presentato dalla Saras che prevede la trivellazione del sottosuolo di Arborea per estrarre del gas. Prevede la trivellazione in un punto molto particolare, a circa 400 metri da delle abitazioni, a 200 metri da un'oasi naturalistica importantissima, quale quella di Sanarrubia, a poco meno di 1 chilometro dalla spiaggia, a 100 metri dal campeggio comunale, insomma in un punto veramente pessimo proprio. Noi abbiamo scoperto questo progetto un po' per caso, come semplici cittadini di Arborea. Abbiamo trovato un documento su internet, l'abbiamo letto e ci siamo incuriositi. E proprio perché siamo consapevoli della potenza, diciamo, della nostra rete originaria, della rete di Arborea, siamo consapevoli e siamo coscienti di quello che rappresenta, ci siamo posti una semplice domanda, cioè: è compatibile questo progetto con la nostra realtà? Si può inserire all'interno della rete produttiva di Arborea un elemento che è tendenzialmente estraneo, perché stiamo parlando di un elemento di industria pesante, di industria petrolchimica o comunque di industria estrattiva. Quindi abbiamo letto il progetto, ci siamo fatti qualche domanda, ci sono venuti dei dubbi, abbiamo studiato per diverse settimane e siamo arrivati a una conclusione. Ci siamo detti: no, questo progetto non è compatibile. Secondo noi trivellare il sottosuolo di Arborea per estrarre del gas non è assolutamente compatibile con la realtà che rappresenta Arborea, non solo a livello economico ma anche a livello di immaginario, ecco, quello che rappresenta proprio Arborea nella mente dei sardi in questo momento. A quel punto, quando noi come piccolo comitato embrionale ci eravamo dati la risposta, ci siamo trovati davanti a una scelta. Potevamo rimanere un piccolo gruppo di persone che dicevano: no, questo progetto non bisogna farlo, voi tutti non capite niente, ci rinchiudevamo, ci potevamo incatenare davanti a qualche cancello. Oppure avevamo una seconda possibilità. La seconda possibilità era quella di mettere in rete le conoscenze che avevamo acquisito nei mesi di studio, di condividere queste informazioni e di cominciare un percorso di creazione di coscienza civica, di una nuova coscienza collettiva nel nostro paese. Abbiamo scelto per la seconda opzione.
Abbiamo deciso quindi di intraprendere un percorso, abbiamo organizzato prima un'assemblea pubblica dove 3 ragazzi si sono messi davanti a tutto il paese a spiegare cos'era questo progetto e perché secondo noi non era compatibile con la nostra realtà. Ovviamente un po' siamo stati guardati, ci hanno guardato storto per diverso tempo, per parecchi mesi. Molte persone ad Arborea si continuavano a domandare ma perché dicono no, continuano a tirare fuori dei documenti, però ci sembra così strano. Di solito quando arriva qualcuno che vuole proporre un progetto di sviluppo, un progetto industriale per un paese, propone sempre di portare il lavoro, dei soldi, se questi ci portano del lavoro perché dobbiamo dirgli di no? Beh, noi con un po' di fatica e con molta pazienza ci siamo seduti a tavolino e abbiamo instaurato delle relazioni proprio con ogni singola persona del paese. Siamo andati a cercare tutti gli abitanti del nostro paese, li abbiamo convocati uno per uno, abbiamo convocato gli abitanti, ma abbiamo convocato le realtà produttive che rappresentano un aspetto molto importante e abbiamo cercato di costruire una nuova rete, di costruire una rete basata sulla conoscenza e sull'importanza del territorio, del rispetto per l'ambiente e del rispetto per la nostra terra. Una cosa che dovrebbe essere normale, ma per cui evidentemente molti sardi a cui non sono abituati. Il percorso è stato lungo, ormai siamo attivi da 2 anni. Questo comitato è nato nell'ottobre del 2011. Giusto per tornare ai luoghi comuni di cui diceva il professor Michele all'inizio, anche noi all'inizio ne abbiamo sentiti parecchi: ma cosa volete fare? La Saras è una potenza, una grandissima industria, non potrete mai fare niente, loro fanno quello che vogliono, noi siamo piccoli, dobbiamo continuare a stare zitti, insomma, tantissimi veramente. Beh, io vi dico una cosa, il piano iniziale della Saras era quello di trivellare a giugno del 2012. Siamo a agosto 2013 e di trivelle ancora non se ne vedono e non se ne vedranno per parecchio tempo. Questo perché? Perché c'è stata un'organizzazione meticolosa, non solo ovviamente da parte nostra, ma da parte di tutta quella rete che ormai si era creata e che si era messa in moto, nell'attirare l'attenzione su questa problematica. Quindi si sono organizzate prima appunto delle assemblee, poi degli incontri, poi si è passati a organizzare degli incontri culturali, poi a delle vere e proprie manifestazioni. Penso a quella del 20 aprile, alla Marcia della Terra, quando migliaia di sardi provenienti veramente da tutte le parti dell'isola, e moltissimi sono qua in sala, li vedo, vi ringrazio ancora e continuerò a ringraziarli. Migliaia di sardi sono arrivati con un pugno di terra, del proprio paese, l'hanno portata ad Arborea e l'hanno versata in un vaso in cui abbiamo piantato un albero. E poi si è arrivati al momento clou, che è stato, io lo definisco molto tranquillamente, un momento storico, che è stato il 30 maggio di quest'anno, cioè il momento in cui per la prima volta un'intera comunità, un intero paese si è trovato a confrontarsi con un'azienda privata, con la Saras, che doveva rispondere alle domande dei cittadini. Il problema per loro è stato uno, e cioè il fatto che quei cittadini erano consapevoli, quei cittadini erano 2 anni che studiavano e quegli stessi cittadini li hanno tenuti per 8 ore sul banco degli imputati. Ci dovrebbe essere un video disponibile che ora, se possibile, ci vediamo, dura qualche minuto e spiega bene quello che è successo.
ai proponenti del progetto Eleonora che questo progetto non è accettato, forse oggi più degli altri giorni, più che tutti questi 20 mesi ve ne siete resi conto. Come potete pensare di inserire un progetto all'interno di un territorio che mostra questa contrarietà? Noi abbiamo 2 bambine piccole, una a 6 anni e una a 20 mesi. E tanti altri bambini, come le mie figlie, abitano in questo paese, soprattutto vicino a dove voi vorreste trivellare. Noi come genitori abbiamo il dovere di proteggere i nostri figli e questo ci sembra proprio il momento doveroso. Il vostro progetto si è presentato già oltremodo disinteressato all'impatto sulla popolazione di Arborea e dei comuni limitrofi, figuriamoci nei confronti di chi abita a pochi metri dal previsto pozzo. Nelle prime fasi di istruttoria, addirittura la vostra società ha totalmente omesso la presenza di abitazioni e quindi di persone a meno di pochi chilometri dal pozzo, come se tutte le famiglie delle strade 26, 28, 29 e 30 non esistessero. Questa è una gravissima mancanza di rispetto da parte vostra. Accettiamo anche chiaramente un no a prescindere, lo capiamo, lo state dicendo. Tenete presente che il vostro latte, il vostro petrolio bianco, definiamolo così, il latte, non è solamente, non ve lo basta nessuno. Leggono la letteratura scientifica e sono preoccupate da quello che sta succedendo sia a San Rocco che nel resto della Sardegna e che non vogliono che situazioni di questo tipo si ripetano ad Arborea. Ok? Riuscite a capire questo? Nel vostro programma di fluidi di perforazione ci siano delle lacune profonde, ok? Che non permettono di valutare qual è l'impatto dell'inserimento dei componenti dei fluidi. Prendiamo per esempio il progetto definitivo, pagina 62, ce l'avete qua, potete sfogliarlo un attimo. Noi diciamo no a nessun posto, né qui né altrove, ovunque voi andrete, noi ci saremo. Aggiungo una cosa velocissima. Ovviamente il nostro comitato non è l'unico, noi siamo stati i primi a trovarci in questa situazione, ma in Sardegna purtroppo questo problema si sta estendendo, ci sono moltissimi altri comitati, penso ad esempio al comitato nel Medio Campidano, noi già molti ragazzi sono qua presenti e li ringraziamo per quello che stanno facendo. Volevo solo dire che a discapito di tutti i luoghi comuni tutto è possibile, anche fermare un'azienda come la Saras, quindi queste cose quando si vuole basta mettersi e si possono fare. Grazie a tutti. Ecco, scusate.
Grazie mille Paolo, veramente per queste immagini sempre molto emozionanti. Con quest'ultimo intervento chiudiamo questa prima parte del nostro pomeriggio di Dies de Vesta. Penso che abbiamo già messo molta carne al fuoco e abbiamo già dato qualche esempio di come molte volte i luoghi comuni su cui ci piace adagiarci per toglierci un po' di responsabilità sul nostro destino, in realtà poi si scontrano con realtà molto concrete che già esistono, non è che dobbiamo inventare chissà che cosa. Bisogna crederci, bisogna fare come hanno fatto Arborea, come hanno fatto quelli di Liberos, come fa anche Fisiorosso con tutta la sua rete. Questi sono solo alcuni degli esempi che esistono già adesso in Sardegna. Io chiudo qui, non aggiungo altro, vi ricordo che proseguiremo il pomeriggio con un altro dibattito che si chiama Dalle radici alle ali, sarà di tipo più politico, affronteremo la questione dei popoli e delle nazioni senza Stato, di come si relazionano con il proprio contesto geopolitico e anche tra di loro. E quindi non mi rimane altro che per adesso di congedarvi, ringraziarvi tutti per l'attenzione, vedo che siamo già molto numerosi, questo ci fa molto ben sperare. Vi ringrazio moltissimo anche a nome di Efisio Rosso, di Niccolò Migheli, di Pierfranco Fadda e di Paolo Piras. A fra poco.